Vaccinazioni rallentate domenica e lunedì all'ex Eurobrico di Bassano. La struttura, causa assenza di dosi, ha dovuto chiudere temporaneamente, ma nulla, precisa il DG dell'Ul7 Bramezza, è stato lasciato al caso. Cosa positiva intanto è che per 4 giorni di seguito siamo l'ULSS che ha vaccinato di più sul rapporto vaccinati numero di popolazione. Abbiamo superato le 4.000 dosi ogni giorno, arrivando anche quasi a 4.300 dosi, per cui ci siamo trovati nella giornata di oggi ad avere meno vaccini e quindi abbiamo dovuto spostare alcune seconde dosi che erano previste questa mattina all'ex Aerobrico da oggi ad un altro giorno, avvisando però tutte le persone telefonicamente che sarebbe avvenuto questo. Inoltre questa mattina abbiamo messo comunque un dipendente del Dipartimento di Prevenzione all'ex Aerobrico per parlare con chi eventualmente non avesse ricevuto la telefonata perché non ha risposto o perché magari c'è stato un disguido. Quindi nessun caos. Nessuno è stato mandato a casa, tutti erano stati avvisati prima. Domenica, tra l'altro, Bramezza si è messo in contatto con i colleghi di altre ULSS venete per chiedere un prestito di 1.000 dosi di vaccino. Nessuno me li ha forniti, se non Veneto Orientale, nel numero però solo di 200, per cui abbiamo dovuto spostare delle seconde dosi che comunque possono essere spostate dai 35 ai 42 giorni. Abbiamo preferito, oggi ricominciamo anche qua a Bassano, a vaccinare nuova popolazione che deve ricevere la prima dose, perché sappiamo che la prima dose è quella fondamentale che ti dà subito una sicurezza dell'80% di non contrarre il virus. Martedì arrivano nuove dosi di Pfizer. Già mercoledì si tornerà a pieno ritmo con le somministrazioni.